Sperare ancora per i playoff con diverse squadre in lotta contro chi il proprio obiettivo lo ha già raggiunto. Amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Brolo, provincia di Messina e Sant'Angiolese Geraci. Siamo nella 25esima giornata del girone B di promozione siciliana. La battuta a Fantino prova a scambiare con Interdonato, vince il contrasto, poi la conclusione alta di Todaro. Geraci a 54, Aspra a 47. Intanto Marrone si vede respingere la propria conclusione da buon tempo. Punizione Geraci, la battuta di Villar verso la porta, la risposta di Bontempo. Occhio allo spazio disponibile per il tiro da fuori da parte di Mastriani. Avanza ancora la Sant'Angiolese, tiro da fuori con deviazione nel tentativo di Sacca. Lo scambio con Di Bartolo, Tuccio con l'esterno verso il centro dell'area, pallone tirato e finisce fuori la conclusione di Mastriani verso l'interno dell'area, anche volendo una conclusione, ma era abbastanza murato dei difensori avversari. Lepre da fuori con buon tempo, non arriva il pallone a Todaro, lanciato Marrone, esce quasi buon tempo, c'è il tiro di Marrone, buon tempo, respinge, lotta di Bartolo assieme agli avversari, conclusione da fuori di Todaro, controllata bassa da Petruzzi nella formazione madonita, con l'uscita di Speranza per Albanese. Conate, lungolinea per Velardi, pallone basso in mezzo, Marrone, c'è il tiro, la risposta di Bontempo, c'è Conate, calcia Velardi, ancora Bontempo, ci pensa nel tiro albanese, finisce fuori, occasione gigante per il Geraci. Andrea Bontempo a rispingere due volte nel mantenere il risultato sullo 0-0, ma il Geraci insiste e ci prova da fuori con Villar, semplice. Ultimo quarto d'ora a disposizione per lui. Eccolo Lo Cicero, che potrebbe anche tirare, c'è il tiro di Lo Cicero, finisce sul fondo. Lancio profondo, uscita di Chiazzese, pallone recuperato da Di Bartolo, che calcia alto, ce l'ha rimessa, battuta adesso da Fantino. Tuccio, pallone basso in mezzo, stava per arrivare, conclusione di Todaro, respinta. Cigno verso Marrone, passaggio per la Mattina, in mezzo Lo Cicero non la prende, dall'altro lato Albanese di potenza, batte Bontempo, un gol che si merita tutto per il suo ingresso in campo dalla panchina, il suo impatto con il terreno di gioco. Albanese a 2 dalla fine, il Geraci la sblocca. Monte, l'attacco di Lo Cicero, ma eccolo qui, il triplice fischio, vince il Geraci all'88esimo, il gol decisivo di Albanese.